Quest'anno le giornate FAI d'autunno saranno raddoppiate anche per il prossimo weekend. Sarà possibile effettuare una visita ai luoghi del cuore, tra cui ricordiamo il Giardino della Colimpetra, che con un piccolo contributo di 3 euro, come potete vedere, si potrà sostenere la missione del FAI. Tante le iniziative previste, tra cui domenica 25 un aperitivo di mezzogiorno con cui chiuderemo gli eventi del 2020, come comunica il direttore del Giardino della Colimpetra, dottor Lopilato. Daremo appuntamento alla prossima stagione estiva, sperando che il 2021 sia più clemente. Il programma prevede sabato alle ore 10 l'apertura del giardino con inizio accoglienza dei partecipanti. Tutti i giorni, sabato e domenica dalle 10:15 alle 13 e dalle 15 alle 18, una visita speciale alla scoperta di un'antica biodiversità coltivata in un sito archeologico di straordinario valore e ineguagliabile bellezza, un luogo dove culture diverse, provenienti spesso da mondi lontani, hanno dato vita a un paesaggio che è viva testimonianza di antichi saperi. Curata dall'agronomo Marco Zicari, quindi sabato e domenica 24 dalle 10:30 in poi, laboratorio creativo Semi dal mondo, visita guidata alla scoperta degli alberi del giardino mediterraneo della Colimpetra, quindi un laboratorio creativo dove si potranno realizzare originali creazioni con semi provenienti da varie parti del mondo. Grazie a dei pannelli didattici illustrati da un'esperta paesaggista si potrà approfondire la conoscenza dei semi utilizzati delle piante da cui derivano degli innumerevoli e diversi usi tradizionali. L'iniziativa è curata da Maria Ala, responsabile servizi educativi della Colimpetra, quindi lavori agricoli tradizionali dalle 11:30 alle 12:30, denominati le sai e le casedde, l'irrigazione manuale per scorrimento e sommersione dell'orto dei limoni, a cura dei giardinieri Vincenzo Traversa e Antonino Cuffaro. Quindi un racconto itinerante in esclusiva per gli iscritti FAI, la riconquista del paesaggio perduto, breve storia della rinascita di un antico agrumeto, con Giuseppe Lopilato, direttore del Giardino della Colimpetra. Domenica dalle 11 alle 15, l'aperitivo del mezzogiorno a cura del Mediterraneo Yachting Club e domenica 25 dalle 11 alle 15, picnic con lo Street Food di Sicilia.